come si diceva nei cartoni animati alla fine, that's all folks. Mi sembra che è stato tutto salvo che una serata triste, poteva esserlo, ma non sarebbe, lui proprio l'avrebbe detestato, ci infulminava, uscivo di no. E quindi io penso, senza adesso, non amo la retorica, però grazie davvero, credo che tutti noi, Giles, come tutti quelli qua, noi verremo, l'importante è la traccia che uno lascia, in tanti modi, in famiglia, il lavoro che fa, con le persone che conosce. E direi che la traccia di Giles, grazie, tu devi essere orgoglioso, oltre a ringraziarti per aver pensato a questa bellissima serata, e io penso che la traccia di Giles sia stata veramente luminosa, e quindi grazie. Grazie. Allora, prima di trasferirci nella sala degli affreschi per un vin d'honneur, noi avevamo qualche domanda da fare perché sono tanti interisti, ma siccome dobbiamo fare domande di Inter, le evitiamo e andiamo subito a berci un bicchiere di vino. Volevo ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti per le loro testimonianze, voi tutti, tantissimi veramente, Beppe Severnini, ma noi poi continueremo a parlare un po' di Inter, va bene? Grazie. Maria Grazia, grazie a te, grazie di nuovo. Ecco, prima di salutarvi un pensiero, se Maria Grazia puoi venire un attimino. Allora, piccolo Mario Floreale. Poi piccolo pensiero delle pubblicazioni della nostra amministrazione di Manzano, il percorso delle abbazie. Caterina Percotto, la poetessa, hai fatto il percorso, benissimo, è una pubblicazione fatta dalla precedente amministrazione su Manzano, quindi grazie. E la Fondazione Abbazia di Rosazzo, un luogo d'arte, il catalogo dell'ultima mostra che abbiamo ospitato qui e la pubblicazione in italiano e in inglese dell'Abbazia di Rosazzo. oh mamma mia! Senza nulla togliere al traduttore. Grazie. Scusa, un attimo. A uno scrittore cosa si può offrire? Dei libri? Grazie mille. È sempre una traduzione di Diego. Bene, grazie, buona serata e ci trasferiamo nell'altra sala. Grazie.